Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Screenshot. Fari puntati oggi sugli artigiani di Pordenone. Siamo in compagnia di Silvano Pascolo, il presidente dell'Unione Artigiani di Pordenone, appunto. Presidente, cominciamo a fare un po' il punto di quella che è la vostra situazione. Lo sappiamo, con la guerra, l'aumento delle materie prime introvabili, sicuramente il costo dell'energia elettrica alle stelle. Allora, qual è la situazione degli artigiani pordenonesi oggi? Una situazione molto pesante perché, come ha ben premesso, l'aumento del costo delle materie prime, aumenti importanti che arrivano al 70% in alcuni casi, l'aumento del costo dell'energia. Siamo passati a cifre assolutamente iperboliche, per cui tutte le imprese che in qualche modo utilizzano in maniera massiccia l'energia si ritrovano con dei conti stratosferici, sia per quello che riguarda l'energia elettrica che per il gas. Siamo passati da costi di 60-70 euro a megawattora ai 200-300, con punte di 500, quindi assolutamente insostenibili sono i costi che ricadono sulle imprese. Sicuramente le piccole attività, quelle artigiane, devono fare i conti con tutto questo. Ecco, qual è il settore forse più in difficoltà oggi tra i vostri associati? Tutta la manifattura, la meccanica che ha utilizzi sensibili di energia elettrica o di gas a seconda delle lavorazioni che fanno, ma paradossalmente anche il settore delle costruzioni, che gode di un momento, diciamo, decisamente importante per lo sviluppo e per il lavoro che viene dato. L'aumento dei costi delle materie prime, anche lì pensiamo agli isolamenti nel caso del super bonus 110, gli isolanti sono schizzati di prezzo, vanno fuori dai parametri ammessi dalle tabelle ministeriali, dai prezzi indicati dal Ministero o accettati dal Ministero. La carenza di manodopera, quindi anche si colpisce un settore che ha le potenzialità per un'esplosione dell'attività. Veramente siamo in una condizione, in un contesto veramente drammatico da un certo punto di vista. Visto che ha toccato il tema sul super bonus, ci saranno anche delle proroghe. Sicuramente il lavoro che è stato fatto anche dal governo è importante per rilanciare questo settore. C'è un po' anche la preoccupazione però che, finiti questi incentivi, il settore ne risenta, perché è questo anche il tema. Sì, abbiamo chiesto da subito, avevamo chiesto di spalmare l'intervento del super bonus e degli eco bonus in generale su periodi più lunghi. Avrebbe consentito questo di mitigare intanto l'aumento dei prezzi dovuti ad altre cause, ma c'è anche l'aumento della richiesta. In un mercato libero, quando aumenta la domanda e non c'è un'offerta corrispondente, i prezzi salgono, è inevitabile. Quindi per consentire di fare i lavori, cioè per utilizzare la manodopera che c'è disponibile, perché è una richiesta di manodopera inevasa, non si trovano e basta, non c'è molto da aggiungere su questo. Per contrastare questi fenomeni che hanno portato anche, e lo diremo in altre occasioni magari, a un'esplosione di nuove imprese che però non hanno caratteristiche di serietà, di tradizione tali da dare garanzie anche ai lavoratori e ai cittadini che utilizzano questo. A questo proposito stipuleremo presto un accordo fra noi, Confindustria, l'ANCE e la Guardia di Finanza per contrastare tutti quei fenomeni malavitosi che stanno aggredendo questo mercato florido, dove c'è sempre spazio per qualche delinquente che si intrufola e fa perdere credibilità anche al sistema. Sì, abbiamo visto dove ci sono tanti soldi, tanti incentivi, soprattutto statali, lì ci si va, e quindi bene fate sicuramente a dare un controllo maggiore, anche perché è una tutela sia per le aziende, per le imprese che lavorano e anche naturalmente per i cittadini. Sul fronte delle materie prime, altro problema è quello che riguarda, insomma, il grano. Lo sappiamo, i cereali, l'Ucraina è un grandissimo produttore, noi importiamo tantissimo da loro, e anche qui lo vediamo al supermercato, dal panettiere, che c'è un aumento dei prezzi, ecco, inevitabile.
se l'aumento del prezzo del grano è sotto gli occhi di tutti, le motivazioni non serve ricordarle, ma ha comportato, non voglio dire un raddoppio del costo dei prodotti del grano, ma ci siamo vicini, insomma. Questo già prima la fase della ripresa c'erano stati questi avvisaglie di questi aumenti. Con la crisi, con la guerra in Ucraina, la situazione è diventata veramente pesante. Ecco, diventa difficile anche per gli artigiani naturalmente fare i conti con questi costi imprevisti e poi riversare inevitabilmente anche sul cliente, ma è chiaro che non è colpa dell'artigiano che produce il pane, per esempio. Sì, ma non è facilissimo, un po' perché le piccole imprese non sono strutturate per fare quei contratti molto cautelativi, per cui un aumento del costo delle materie prime si traduce poi in un aumento del costo del servizio o del prodotto. Sono state meno attente a questi aspetti e qualcuna deve onorare dei contratti fatti con i prezzi anticrisi e hanno qualche difficoltà perché i contratti vanno rispettati e non sempre c'è la comprensione del committente. Sì, insomma, tra pandemia e la guerra sicuramente la situazione è complicata, c'è una moria di imprese artigiane o tutto sommato, insomma, con grandi difficoltà, ma insomma si tiene duro. Il comparto tiene duro abbastanza bene, c'è un calo delle imprese dovuto soprattutto al momento in cui l'artigiano va in pensione, non prosegue più l'attività come invece accadeva in passato, ma si sente un po' liberato forse dalle incombenze del gestire un'impresa in questi momenti molto difficili e getta la spugna, ecco. Si gode la pensione ed evita di restare nel circuito delle imprese con danno anche per il sistema. I figli magari alle volte non rilevano le attività dei padri, sul fronte dei giovani, anche lì insomma con le scuole si fa sempre un grande lavoro, però diciamo che manca quel bacino di ricambio di alcune professioni, insomma. Sì, alcune professioni proprio sono senza un ricambio vero. Dispiace, cerchiamo di contrastarlo, non è così facile. E sempre sul fronte della pandemia, insomma, dal 1° aprile si è tornati al lavoro anche diciamo i Novax. Ecco, il settore dell'artigianato da questo punto di vista che ricaduta ha avuto? Insomma, pensiamo che gli over 50 chiaramente magari nella fascia artigiana ce ne sono parecchi e anche lì chi non era vaccinato magari non ha potuto avere lavoro, chi ha magari pochi dipendenti, basta che ce ne sia uno che non va a lavorare e mette in crisi un po' tutto il sistema. Ecco, qual è stata la situazione e quale sarà adesso? Sì, la situazione è a macchia di leopardo un po', no? Perché ci sono imprese che non hanno risentito della presenza dei Novax perché non ne hanno fra il loro personale. Conosco delle imprese di 5 dipendenti dove hanno 2 Novax, convinti, quelli che non fanno neanche i tamponi, quindi mette in crisi l'impresa questo. Ecco. Forse c'erano altri strumenti senza andare a colpire chi non ha colpa di questo. Posso capire che Novax gli dia la multa dei 100 euro, non lo so, quello sta al governo a deciderlo, però l'effetto collaterale è di colpire anche feriti da fuoco amico. Ecco. Sì, è proprio questo il caso, il paradosso, no? Che abbiamo detto, voi sulle materie prime, sull'aumento dell'energia, la mancanza di manodopera, tante volte le commesse ci sono, il lavoro non manca, paradossalmente o perché manca il componente o perché manca la persona non si riesce ad assolvere insomma queste commesse. Certo, ed è un problema non indifferente. Allora, intanto grazie al Presidente Pascolo, ci fermiamo per la pubblicità, poi ritorniamo a parlare anche di un progetto importante che riguarda anche i profughi ucraini e il loro possibile utilizzo nel mondo del lavoro e poi toccheremo anche il tema dell'interporto. A tra poco.
Seconda parte di Screenshot in compagnia di Silvano Pascolo, presidente dell'Unione Artigiani di Pordenone. Abbiamo toccato nella prima parte, insomma, quelli che sono le ricadute anche della guerra. A tal proposito avete dato vita tutte le categorie economiche, Camera di Commercio insieme alla Prefettura e ai sindacati, un importante protocollo per cercare di inserire questi profughi ucraini, lo ricordiamo sono soprattutto donne perché gli uomini sono rimasti in patria a combattere, insomma nel nostro tessuto produttivo. Ecco, che tipo di protocollo è? Intanto poi sentiremo anche le parole del prefetto. È un protocollo di inserimento dei profughi ucraini nella nostra realtà. Tra l'altro sono delle persone che in genere hanno anche dei contatti locali, quindi si integrano rapidamente nel nostro sistema, ma forniremo anche tutti i supporti tradotti per quel che riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro e tutto quello che può favorire e migliorare l'inserimento. Nelle piccole imprese dovremo dare un aiuto in più per l'inserimento, perché ci sono inserimenti mirati di 1 o 2 persone, non di più, per impresa, e vanno accompagnate con tutte le azioni necessarie. Devo dire grazie alla Prefettura che ha fatto questo coordinamento, come anche l'altro del protocollo contro la criminalità nel settore dei bonus e super bonus. Il prefetto è molto sensibile a questi argomenti e ha dato una collaborazione fondamentale per la riuscita di questi protocolli. Allora sentiamo proprio le parole del prefetto di Pordenone, Domenico Lione, che racconta proprio l'esperienza di questo protocollo e qual è la situazione attuale dell'accoglienza nell'addestratagliamento. Vediamo. Prefetto, è stato sottoscritto questo importante protocollo tra le associazioni di categoria, i sindacati del Friuli Occidentale e la Prefettura di Pordenone per dare la possibilità ai profughi ucraini che ne avessero voglia di potersi inserire nel nostro tessuto produttivo. In che modo funzionerà questo protocollo? Noi daremo i numeri quantitativi, perché ovviamente dobbiamo anche rispettare normative di privacy, numeri quantitativi relativi alla presenza nei vari comuni del territorio, alle associazioni di categoria. Le associazioni di categoria tramite le loro imprese associate faranno un censimento di quelle che sono le loro esigenze e poi queste esigenze vengono anche filtrate attraverso i mediatori culturali che entreranno in contatto con queste persone e vedranno quali sono le loro esigenze, le loro aspirazioni, le loro inclinazioni. Tramite gli operatori sul territorio cercheremo di capire qual è la volontà e la voglia di lavorare anche di queste persone, dei profughi, anche perché già sappiamo che parecchi hanno espresso il desiderio di poter lavorare, per cui quindi ci sarà appunto questo incontro fra domanda e offerta, saranno dei contratti a termine comunque che verranno anche prorogati eventualmente, anche in base a quelle che sono le esigenze del mercato. Per quanto riguarda invece l'accoglienza nell'addestratagliamento, quali sono i numeri allo stato attuale? In provincia di Pordenone ce ne sono oltre 1200 di profughi, li abbiamo ospitati, di cui circa 1000 sono state ospitate dalle famiglie, quindi dal volontariato, col cosiddetto canale del ricongiungimento familiare. Oltre 200 invece sono ospitate nei canali dell'assistenza pubblica, nei CAS che noi abbiamo già attivato e che abbiamo presenti in provincia e in provincia di Pordenone, grazie anche alla collaborazione dei sindaci che, organizzandosi per ambiti territoriali assistenziali, hanno individuato tutta una serie di posti a partire già dal comune di Pordenone, a partire dal sindaco di dai comuni del San Vitese, dai comuni della comunità montana di Maniago e Spilimbergo. Ci troviamo veramente in una situazione che nella provincia di Pordenone la rete assistenziale ha dato veramente dei buoni risultati. Queste dunque le parole del prefetto Lione. Pascolo, per quanto riguarda gli artigiani avete già contezza dei numeri su quanto possa essere
magari la disponibilità per incrociare domanda e offerta, tenendo appunto conto che sono soprattutto donne che forse nelle piccole imprese artigiane, anche perché sono persone che arrivano con varie competenze e anche grandi competenze, insomma non sono i profughi per dire afghani o pakistani in questo caso. Non ancora, perché è una disponibilità di manodopera diversa da quella che è mediamente ricercata, però credo che le opportunità ci siano e vadano percorse. Sarebbe ben diverso sarebbe stato se ci fossero dati anche possibili addetti nei settori dell'edilizia. Purtroppo non ci sono e faremo con quel che c'è. Certo. Ci sono dei settori dove anche la manodopera femminile può essere di grande aiuto, anche perché, come diceva bene prima, è una manodopera ben strutturata, ben formata. Con contratti, peraltro, naturalmente, tutti fatti a regola d'arte, diciamo a tempo, perché si spera che poi, insomma, la guerra non abbia tempi lunghissimi, anche se, insomma, vediamo che si sta protraendo per molto tempo e che queste persone possano rientrare, ma nel frattempo, insomma, essendo ospitate qui, possono dare una mano e credo che sia un aiuto anche psicologico per loro, insomma, il poter rendersi utili. Certo, va molto oltre l'aiuto economico, no? È un'integrazione con l'augurio che facciamo tutti, che possano rientrare presto nel loro paese, anche perché dalle immagini che abbiamo visto l'Ucraina avrà un periodo di ricostruzione impegnativo. Insomma, daranno senz'altro il loro contributo in patria. Speriamo che tanti si fermino, ma molti credo sceglieranno di ritornare al loro paese. E glielo auguriamo veramente, veramente di cuore. Voltiamo pagina per toccare un altro tema che so che le sta molto a cuore, ma insomma preferirebbe che fosse superato, ma da molto tempo va avanti, che è quello dell'enorme burocrazia che vi attanaglia. Il piccolo artigiano, lo sappiamo, insomma, il suo tempo è prezioso perché deve fare il suo lavoro e tante volte, non avendo neanche tantissimi dipendenti a disposizione, deve sbrigare le scartoffie. Ecco, sta andando meglio o sta andando peggio su questo fronte? Ma nonostante la buona intenzione del legislatore, non mi pare che stia andando meglio. Si fanno delle norme per semplificare che sono spesso delle ulteriori complicazioni, no? Le norme vanno semplificate, vanno cancellate le leggi inutili, devono essere alla portata dell'impresario, del cittadino, dell'imprenditore. Credo che si debba superare la fase attuale e stabilire qual è il limite insuperabile di tempo che un imprenditore deve dedicare per la parte burocratica. Cioè non è possibile che si debba dedicare 3-4 ore al giorno per gli adempimenti burocratici, dai quali poi per la complessità degli stessi magari incorre in errori o deve comunque per gran parte di essi appoggiarsi a qualche professionista, a qualche consulente. Nulla contro i professionisti, però bisogna comprimere questi adempimenti ed è un'impresa titanica, ma sulla quale ci si deve impegnare. Mi avrebbe fatto piacere che una parte del PNRR fosse stata dedicata a questo. Richiede grandi professionalità per riscrivere le norme, perché bisogna mantenere l'efficacia semplificando le procedure, cosa non facile, cosa da specialisti, e non si dimostra di averne abbastanza. Ecco, proprio sul fronte del PNRR, quali vantaggi insomma, ci possono essere per il vostro settore? Perché insomma, i soldi sono parecchi e vanno usati bene. Sì, un settore non molto interessato e coinvolto dai vari piani del PNRR, se non come in seconda battuta, ecco, come probabilmente è anche corretto che sia. Credo che una buona implementazione delle risorse del PNRR vadano a vantaggio anche delle piccole imprese. Il timore è quello che un cattivo utilizzo di queste ci porti poi, perché sappiamo che sono soldi dati a prestito, ci porti poi a doverli restituire senza aver migliorato in maniera significativa quello che è l'infrastruttura del paese. Il nostro paese è un paese fortemente non strutturato dal punto di vista delle infrastrutture fisiche e digitali. Lì ci deve essere un impegno molto grande, perché altrimenti non saranno soldi investiti bene.
Sì, su questi due fronti, insomma, poi oltre alla sanità, insomma, il governo si è impegnato a spendere questi soldi, però insomma, sono soldi che dovranno creare ricchezza, perché poi sono soldi che insomma, genereranno degli interessi che dobbiamo ripagare. Su questo lo diciamo sempre, dobbiamo essere molto chiari. Siamo quasi in chiusura. Ultimo argomento: lei è anche presidente dell'Interporto di Pordenone, Interporto che è coinvolto insomma, in alcuni cambiamenti anche societari, strutturali, diciamo, in questi giorni, e che ha risentito, sta risentendo in qualche modo anche questo, insomma, delle vicende dell'Ucraina. E certo le direttrici che vanno verso l'est Europa, ma anche le altre, cominciano ad avere qualche problema infrastrutturale, di trasporti, per cui alcuni treni sono stati soppressi. Contiamo di riprenderli presto, sperando che la situazione della guerra in Ucraina si risolva velocemente, anche se le attuali evoluzioni fanno temere invece che ci stiamo infilando in una guerra di medio-lungo durata. Quali sono magari le tratte, i posti maggiormente coinvolti, o che merci naturalmente si sono rallentate? Il gestore, la UPAC, una multinazionale svizzera, ha molte direttrici, mentre si mantengono le direttrici verso l'Europa dell'Ovest, i nostri paesi, quelli verso l'Europa dell'Est, a cominciare dalla Polonia e gli altri paesi, risentono della cancellazione di molti trasporti, perché pensiamo solo a quello che aveva come destinazioni finali l'Ucraina, la Russia, eccetera. I paesi baltici sono pressoché scomparsi. Sì, quindi anche a ritroso le merci che arrivano. Però ci siamo e speriamo di superare presto anche questa emergenza. Sì, anche perché lo snodo di Pordenone, insomma, ha conquistato negli ultimi tempi un ruolo decisamente importante. E si vede dai pochi container che c'erano un paio d'anni fa, adesso abbiamo una esplosione positiva, magari dà fastidio a qualcuno, ma insomma il lavoro c'è, ci sono le merci da trasportare, e quindi credo che Interporto possa segnare un punto molto importante per il nostro territorio. Anche il collegamento con il porto di Trieste, insomma, sembra risultare, insomma, sicuramente vincente. Sì, una recente integrazione di alcuni treni diretti veramente verso il porto di Trieste, e quindi le nostre merci possono essere imbarcate utilmente a Trieste senza dover andare a Genova o nei porti degli altri porti dell'Adriatico, quelli a ovest dell'Italia. E allora speriamo che la situazione migliori proprio da questo punto di vista, ecco, che la situazione internazionale si risolva, perché c'è una ricaduta positiva economica molto importante anche sul nostro territorio. Grazie mille a Silvano Pascolo per essere stato con noi questa sera. Grazie a voi, grazie ai telespettatori, buona serata a tutti. Grazie, finisce qui questa puntata di Screenshot, l'appuntamento è per domani sera. Grazie e arrivederci.